Good morning ragazzacci. Noi facciamo un bel piatto interessante. Chou-fleur. Alias cavolo bianco. Provola affumicata. Formaggio. Gratinati al forno e basilico. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti. Voilà. Allora, logicamente ragazzi, io creo i piatti sempre perché comunque ho qualcosa che devo fare obbligatoriamente, come per esempio il cavolo, quindi la provola pure. Scusa, non parlo già. No, la scamorza fumata. No, c'est fini. Allora, la scamorza al fume è finita, non c'è stato problema. O può essere che mi ha sbagliato un po'. Vabbè, la scamorza al fume è finita. Allora, la besciamella, ragazzi, io compro sempre perché onestamente a me la besciamella non piace, la metto solo un po' così in qualche piatto, quindi non sono amante della besciamella, la so fare, però comunque non sono un amante della besciamella. Quindi ne metto sempre poca perché la besciamella fa divenire il piatto veramente troppo pesante. Utilizzeremo la provola. Purtroppo la scamorza non ce l'ho, però utilizzeremo la scamorza fresca, quel poco che è rimasta, e anche l'acqua della provola, perché così dà più sapore al cavolo. Infatti andremo a cuocere nell'acqua della provola il cavolo con acqua normale e basilico. La besciamella la andremo un po' ad aromatizzare con il basilico. Io normalmente la cuocio prima 10 minuti sul fuoco e poi diciamo il restante la cucino con la pasta nel forno. In questo caso qua, siccome la gratinatura è molto veloce, noi andremo a cuocere la nostra besciamella a fuoco lento per all'incirca 12 minuti, ok, aggiungendo del pepe, aggiungendo del basilico per aromatizzarla. Quindi facciamo fare lo stesso tempo di cottura del nostro cavolo. Il cavolo vi consiglio sempre di cuocerlo perlomeno 13 minuti per farlo al dente. Quindi in questo caso noi andremo a cuocere i primi 6 minuti, dopodiché aggiungiamo la pasta perché dopo la cottura la andremo a terminare a forno. Quindi il tempo della pasta, la pasta logicamente aggiungete quello che volete voi, aggiungeremo anche della mortadella per dare anche un altro sapore più forte, logicamente anche del parmigiano. Adesso andremo a mettere un po' di basilico nella besciamella, così si insaporisce di basilico e del pepe. Voilà, quindi abbiamo aggiunto nella nostra besciamella abbiamo aggiunto basilico, una bella quantità, del pepe, dell'acqua di provola, poca perché il resto andremo a cuocere con praticamente il cavolo, quindi acqua di provola, pepe e basilico e un pizzichino di sale, quindi a fuoco bassissimo, più basso che voi potete, mandate e fate cuocere lo stesso tempo di cottura che fate cuocere praticamente il cavolo. Quindi andiamo a prendere una bella pentolina grande, perché così possiamo anche inserirci la pasta direttamente. Ovviamente il cavolo l'ho già lavato. In questo caso qui abbiamo messo poca acqua perché non lo vogliamo troppo brodoso, quindi man mano aggiungiamo un po' d'acqua. In questo caso io man mano aggiungerò
un po' di brodo vegetale per dare ancora più di sapore. Ora possiamo già inserire tutta l'acqua della provola che è restante. Vedete? Di tutta l'acqua della provola possiamo prendere un po' qua, voilà, in modo che il cavolo noi lo andremo a cuocere in quest'acqua, ok? Ora, quando è arrivata quasi all'ebollizione, cominciamo a introdurre il nostro cavolo. Quello che volevo ricordare a tutti quanti voi, che la besciamella è come se fosse una spugna che assorbe. Quando in questo caso qua, se l'andate ad assaggiare, ha tutti e due i sapori, quello del basilico e quello della provola, del poco di acqua di provola che noi abbiamo messo. Quindi la besciamella è un po' come anche è come il pomodoro, praticamente assorbe tutti i sapori delle cose che voi andate a mettere, quindi la besciamella voi la potete fare di qualsiasi gusto ed ha praticamente tutti e due i sapori. Logicamente aggiungete anche sempre un po' di sale, perché il sale altera il sapore principalmente della provola. Voilà. Quindi abbassiamo un altro po' totalmente la fiamma, voilà, così possiamo fare una cottura molto lenta. Nel frattempo aspettiamo che arrivi in ebollizione l'acqua. Come vedete ho aggiunto anche in questo caso un dado, mi scoccio di fare il brodo vegetale che normalmente non lo facciamo, però mi scoccio di fare, oppure se ce l'ho posso aggiungerlo. No, non ce l'ho. Può essere che ci sta, ma mi fa sede di tutte cose. Robo cazzo. Ah, il pollo. Interessante. Voilà. Quindi aspettiamo che va l'acqua in ebollizione per incominciare a cuocere il nostro cavolo. Allora, tempo di cottura del cavolo. Se lo volete bello al dente, anche nel forno dopo la gratinatura, scusatemi, quindi voi fate fare 5 minuti di cottura così a cavolo e dopo potete aggiungere la pasta, quindi la pasta possibilmente quella che ha più tempi di cottura, quindi per esempio le penne, potete aggiungere quello che volete voi, un po' di pasta mista, e quindi fate fare la cottura della pasta, il tempo di cottura della pasta, dopodiché prelevate il tutto e mischiate la besciamella e quindi potete poi gratinare a forno con il formaggio, il pangrattato e quindi viene veramente un'opera d'arte. Più provola avete e meglio è. Io avevo contato che avevo anche quella provola là, però purtroppo non c'è. A più tardi mettiamo anche un po' di mortadella, perché no? Voilà, arrivata quindi in ebollizione andiamo a inserire il nostro cavolo. Allora, normalmente quando si fa la pasta e cavolo, il cavolo si fa prima dorare un pochettino nella pentola, ok? E per evitare che assorbe tutta l'acqua. Però il tempo di cottura che faccio io è molto rapido, quindi facciamo adesso un tempo di cottura di 5 minuti e dopodiché aggiungiamo già la pasta, quindi in automatico il tempo di cottura del complessivo è di 15 minuti. Non calcoliamo troppo il tempo di cottura del forno perché dopo sarà fatto a 240 gradi per gratinare, quindi ci vogliono all'incirca 5 minuti. La pasta in questo caso qua va praticamente tolta un po' più un po' meno di al dente, quindi un minutino prima della cottura reale della pasta. Ora che pasta? Prendete un po' di paste miste, prendiamo delle penne, prendiamo dei spaghetti, li spezziamo e facciamo tutto mischiato. Voilà, come vedete abbiamo aggiunto un po' di pomodoro, un po' di carota già cotta,
io le preparo le carote, vedete, vi preparo sempre tutto. Un po' di cipolla. Voilà. Poi questi piatti sono più buoni quando fate con tutte le cose che voi avete in casa. Per esempio, vedete, il cavolo già si è ammorbidito di molto, voi potete già anche romperlo il cavolo, vedete? Rompete un poco. Voilà. Questi piatti si preparano proprio così per la loro genuinità, sta nel fatto di non essere precisi. Questi piatti servono proprio per quando avete in frigo cose che dovete cucinare, no? Obbligatoriamente, perché altrimenti dovete buttare. Quindi abbiamo aggiunto un po' di sale, un po' di pepe, sale di una quantità che potete cucinare la pasta. Non aggiungete troppa acqua perché altrimenti diventa troppo brodoso. Quindi noi, per evitare che magari si asciuga troppo, incominciamo a mettere dell'acqua calda, ok? In modo che ne possiamo poi aggiungere un po' alla volta se ne richiede, però non penso che ci siano dei problemi. Voilà. Adesso che il cavolo si è ammorbidito e che si rompe, possiamo aggiungere la nostra pasta e fare la cottura della pasta normale. Voilà. Il segreto principale quando si fanno queste paste in umido, pasta e fagioli, pasta e patate, che non bisogna girare sempre, bisogna lasciare là il tempo di cottura della pasta, perché la pasta così assorbe l'umidità dell'acqua e quindi man mano si ammorbidisce. In questo caso caccia logicamente anche il suo amido. In questo caso qua, come appunto voi vedete, l'unica cosa che dovete fare inizialmente è portare la pasta, diciamo, sotto al liquido. Poi dopo fermate così, state così, utilizzate solo dell'acqua calda per man mano riempire e quindi fare arrivare a un livello pari alla pasta, ma non dovete girare sempre. Questo è il segreto delle paste umidi, non vanno girate sempre. Voilà, come vedete abbiamo aggiunto un altro poco d'acqua, la pirofila l'abbiamo già preparata, adesso prendiamo del pane grattugiato che serve, pane grattugiato, il formaggio sta lì, la mortadella sta lì, la provola sta lì, basilico e prezzemolo, ok, per gratinarlo al forno. Quando gratinate al forno mettete sempre sotto alla resistenza, più vicino possibile alla resistenza. Voilà, la pasta è praticamente al dente, quindi spegniamo e adesso aggiungiamo a fuoco spento una bella quantità di parmigiano reggiano e la nostra besciamella. Ogni ingrediente deve essere mischiato separatamente, quindi parmigiano reggiano mischiato, besciamella mischiare. Aggiungete altro po' di basilico, pepe e prezzemolo e mischiate, dopodiché mettete nella pirofila. Voilà, abbiamo aggiunto il nostro parmigiano, adesso mettiamo la nostra besciamella e mischiamo. Voilà, come vedete ho aggiunto anche della mortadella, un poco, potete aggiungere prosciutto crudo, prosciutto cotto, praticamente quello che volete voi, questa è una cosa vostra. Io logicamente ho la mortadella e ne aggiungo un poco, ma giusto un poco. Voilà, una volta mischiato il tutto potete aggiungere altro basilico, altro prezzemolo, altro pepe, aggiungete e mettete in pirofila. Voilà, abbiamo messo quindi tutto in pirofila, adesso mettiamo la nostra provola che facciamo scendere nella pasta un po' alla volta. Logicamente più ne mettete è come un salvadanaio, più ne mettete e meglio è. Io purtroppo ho questa quantità, però più mettete provola, e questo è un piatto proprio per i bambini che sono difficili
e quindi potete far mangiare la pasta e cavolo così. Ok, adesso passiamo alla gratinatura, ma che è oggi? Gratinatura, quindi prendiamo il nostro pan grattato, un po' di basilico e di parmigiano reggiano. Prima una bella passata di pan grattato, che servirà anche per i liquidi in eccesso. Trovate i pezzi perché il pan grattato lo faccio io. Quando il pane è arrivato al punto che è mangiabile però ancora buono, lo faccio diventare pan grattato. Purtroppo a Parigi è così, perché ti devi troppo è così. Allora adesso aggiungiamo del basilico sopra e una bella copertura di parmigiano reggiano. 5-6 minuti a forno 240 gradi, il massimo che potete prendere del grill come altezza. Voilà, forno acceso già da tempo, pasta bollente, 6 minuti massimo. Quando vedete che si è fatta la crosticina dorata è tutto pronto. La gratinatura serve principalmente per creare questo gratinato sopra la pasta. Quello che mi dispiace di queste ricette è che non si possono registrare gli odori ed è veramente un peccato, perché è qualcosa che non infesta proprio tutto il quartiere, non è solo la casa. Apriamo così le persone qui a Parigi godono della nostra cucina italiana, la nostra cucina. Sì. Venite a casa, venite a mangiare un po' serio. Voilà, come vedete si sta facendo bello dorato. Un consiglio che io vi voglio dare: lasciatelo fuori dal forno 10 minuti prima di servirlo, lasciatelo riposare, perché la besciamella più si raffredda più diventa densa un'altra volta, quindi non c'è quella fluidità che può dare fastidio. Quindi lasciatela riposare 5-6 minuti a temperatura ambiente, 10 minuti pure va bene. Ok, a più tardi ragazzi, ancora 2-3 minuti e arriviamo al punto. Ma no, piatto pronto. Adesso lo lasciamo riposare un 5-6 minuti, 10 minuti prima di servirlo a tavolo. Anche qualcosina in più, non è un problema, intanto rimane sempre caldo, quindi diciamo problemi non ne avete. Quindi rimanetelo così e servitelo. Ragazzi, vi assicuro al 100% che i vostri bambini ne andranno veramente pazzi e sicuramente voi li rifarete ancora per i vostri bambini principalmente, però comunque anche gli adulti hanno la loro pancia e vi assicuro al 100% che è un piatto straordinario. Ciao a tutti da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggi, per il canale Ricette da Sballo. Alla prossima.